Bentrovati. Da un'inchiesta dell'Espresso ricavata da un documento ufficiale del governo Monti sui costi della difesa emergono cifre da rimanere basiti. Diverse decine di miliardi di euro previsti nei prossimi anni per la nostra difesa senza che gli italiani ne siano pienamente a conoscenza. Molti conoscono la storia dei cacciabombardieri F-35, ne avevo parlato anch'io in un'isola qualche tempo fa. Sono gli aerei da guerra più costosi di tutti i tempi e già diversi paesi hanno deciso di rinunciare all'acquisto per i suoi costi esorbitanti, ma anche per la mancanza di sicurezza del nuovo velivolo. Infatti i prototipi dell'aereo non sono in grado di atterrare in sicurezza in particolari condizioni climatiche, ossia, non ridiamo, con una temperatura calda, umida e caratterizzata da bassa pressione. E il costo totale per i 90 F-35 che l'Italia comunque vuole acquistare è di 13 miliardi 180 milioni, destinati a raggiungere, secondo alcuni esperti, i 40 miliardi calcolando i costi di esercizio e di manutenzione dei velivoli nel corso degli anni. Ma è la dichiarazione del nuovo ministro della difesa del governo Letta, Mario Mauro, che mi ha lasciato interdetto. Gli F-35 servono a costruire la pace. Se questa frase l'avesse pronunciata un cittadino normale, sicuramente molti chiederebbero di richiuderla in una struttura protetta per evitare che si faccia danni a se stesso e agli altri. Comunque questa è solo una parte del denaro pubblico che il Ministero della Difesa ha deciso di investire per i prossimi anni. Ad esempio, compreremo 121 caccia Eurofighter ad un prezzo di 12 miliardi 318 milioni. Abbiamo speso 600 milioni per un nuovo missile terra-aria denominato MITS, un progetto in compartecipazione con gli Stati Uniti e la Germania, ma è destinato naturalmente a rimanere incompiuto, visto che il governo USA, che è il maggior finanziatore, ha annunciato che ha rinunciato al progetto. Per cui questo missile è stato accantonato, ma i 600 milioni, non bruscolini, mica bruscolini, sono stati comunque spesi. Abbiamo poi già speso 2 miliardi di euro e ne spenderemo un altro nei prossimi anni per dei nuovi satelliti per scopi militari, i SICRAL e gli SkyMed. Ma il nostro paese ha già 4 satelliti spia che girano attorno alla Terra. Sono i Cosmos SkyMed costati 1 miliardo 137 milioni. Ora ne stiamo allestendo altri 2 di nuova generazione ad un costo di 550 milioni. Nel luglio scorso l'Italia ha acquistato un altro satellite spia dal governo israeliano, l'OPSA 3000. Pare addirittura che gli stati maggiori delle varie armi non sentissero il bisogno di dotare la nostra difesa di questo gioiello tecnologico, ma il governo di allora lo ha voluto comunque comprare. Infatti per esportare 300 jet Air Macchi della Finmeccanica allo Stato israeliano nell'ottobre del 2011 Berlusconi, allora premier, ha fatto al governo di Israele un'offerta che non poteva rifiutare, come scrissero i giornali locali. Infatti il governo Berlusconi acquistò 2 aerei radar per un costo di 550 milioni di euro in aggiunta al satellite OPSA 3000, spendendo 1 miliardo di tecnologia da guerra. Ma c'è un altro progetto che mi fa davvero incazzare, il progetto Forza NEC. Il costo totale previsto per questo progetto è, udite udite, 22 miliardi di euro. L'idea è quella di creare un esercito in cui i singoli soldati, le loro camionette, i loro carri armati, i loro elicotteri e così via, siano interconnessi tra loro attraverso sofisticati congegni elettronici per potersi scambiare in tempo reale le informazioni attraverso i satelliti spia. Questa Forza NEC è stata salvata dai tagli della Splendid Review di Monti per la pervicacia dell'allora ministro della difesa ammiraglio Di Paola, che nel 2006, guarda un po', l'aveva imposta quando era a capo delle forze armate italiane. E così, se non interverranno fatti nuovi, l'Italia spenderà nei prossimi anni 22 miliardi di euro per avere un esercito digitalizzato. Vedendo questi sperperi per acquistare macchine da guerra sempre più sofisticate, sembra che il nostro paese sia alla mercé di tanti guerrafondai. Io spero che qualcuno fermi questi dottor Stranamore che giocano alla guerra dilapidando denaro pubblico. Siamo un paese in cui 15 milioni di cittadini sono scivolati nella povertà, cittadini che non riescono ad acquistare i beni di prima necessità e poi spendiamo decine e decine di miliardi per delle armi che, non dobbiamo mai dimenticarlo, secondo la nostra Costituzione dovremmo usare solo nel caso venissimo invasi da un paese straniero. Vi sembra realistico che nel XXI secolo qualche paese
paese ci dichiari guerra e ci invada? Il pericolo vero dei giorni nostri sono gli attentati terroristici che notoriamente non si combattono con gli eserciti. E poi mi auguro che l'Europa unita diventi gli Stati Uniti d'Europa, con un proprio esercito, un governo vero che abbia la fiducia del Parlamento europeo. E quando questi nuovi Stati europei diventeranno realtà, gli eserciti dei singoli Stati conteranno sempre meno. E allora ci renderemo conto che di tutti quei miliardi spesi in questi anni per armarci sono stati sprecati per delle manie militaresche di alcuni e credo anche per degli interessi inconfessabili di molti. Ci rivediamo mercoledì prossimo.